Salam volevamo commemorare, onorare e ricordare la storia di Imam Sheikh Anta e sua madre Mam Anta. Mam Anta e Mam Anta Sali erano figli di due fratelli, entrambi figli di Mam Maram. Si conoscevano sin da bambini e avevano un rapporto di profonda fiducia. Infatti, Mam Anta Sali, in occasione del proprio matrimonio, aveva nominato Mam Anta Njeke, ruolo importante e segno di rispetto. Quando giunse la carrozza della sposa, questi non era presente e Mam Anta decise, per il bene di Mam Anta Sali e di tutta la sua famiglia, parenti e amici, di proporsi come moglie. La proposta fu ben accetta e Mam Anta Sali manifestò la sua gratitudine. Mam Anta, sposando Mam Anta Sali, si trovò a far fronte a numerosi compiti coniugali che si aggiunsero alle sue normali attività. Era una donna molto impegnata socialmente perché devota, per questo infondeva fiducia e sostegno a molte persone. Sposando un maestro coranico, aggiunse così al suo carico quotidiano numerose faccende domestiche. Fu così che avanzò al marito la proposta di cercare un'altra moglie che potesse aiutarla per non tardare il suo lavoro con gli allievi. Inizialmente Mam Anta Sali non aveva l'intenzione al momento di farlo, per la riconoscenza che aveva nei confronti della prima moglie, ma dopo aver sollecitato un paio di volte, Mam Anta ottenne il compito di cercare una donna adatta e idonea. Mam Anta era cugina di Assa Walo Mbake, figlia di Ahmadu Sokna Busso Mbake, che aveva una figlia di nome Mangiara. Parlò con lei proponendole il matrimonio e così fu. Mangiara, dopo essere diventata la seconda moglie di Mam Anta Sali, fece un patto, Wat, proposto da Mam Anta. Mam Anta disse che avrebbe voluto due figli, uno che fosse come il sole e l'altro come la luna. Mangiara chiese del tempo per riflettere. Avrebbe voluto un figlio come il profeta, sallallahu alaihi wasallam. Consultò il Corano e lesse che non vi sarebbero stati altri profeti dopo Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pertanto decise di volere un figlio che fosse come il cielo, cioè un riferimento spirituale per tutti gli uomini che comprendesse anche il sole e la luna. Il figlio di Mangiara e Mam Anta Sali fu infatti Khadim Rasul, il primo e l'unico nel mondo islamico a chiamarsi con questo nome, il cui significato è servitore del profeta, sallallahu alaihi wasallam. E i due figli di Mam Anta furono i suoi discepoli. Serin Afia, la luna, fu nominato Iman da Serin Tuba, il quale pregava dietro di lui. Mam Sheikh Anta, il sole, si distinse per la sua ricchezza economica, legata ad un senso di pura umiltà e generosità, comportandosi come un padre, aiutando economicamente e moralmente la comunità e vari politici grazie alle sue spiccate doti diplomatiche. Ebbe un ruolo speciale con Khadim Rasul, un rapporto speciale con Khadim Rasul, in quanto era l'unico a sapere i suoi spostamenti, tant'è vero che andò a visitarlo durante l'esilio a Mayumba. Mam Sheikh Anta nel 1934 fu arrestato a Gawan e esiliato a Malia, in una città che si chiamava Segu. Arrestato e esiliato dai coloni francesi per timore del suo potere economico. Fu una guida e un punto di riferimento economico, ma aveva sempre davanti ai suoi obiettivi solo la grazia di Dio e un comportamento spirituale elevato. La storia di Mam Sheikh Anta è talmente ricca di vicende da richiedere un ampio spazio di narrazione e per questo stiamo lavorando per una corretta trascrizione. Un altro episodio molto importante e degno di essere ricordato riguarda la quarta moglie di Mam Anta Sali,
conosciuta attraverso un suo amico. Il maestro coranico aveva già 4 mogli, pertanto non avrebbe potuto sposarla, ma Mama Anta, per agevolarlo, suggerì al marito di liberarla in gran segreto, per non creare disagio a nessuno, senza dirlo nemmeno ai figli. Grazie a questi esempi di comportamento riconosciamo in Mama Anta un modello di devozione, fede e rispetto, mettendo davanti ad ogni cosa la propria religione, la pacifica convivenza intenzionata ad allontanare qualsiasi situazione di rivalità e a portare avanti un comportamento collaborativo non solo in ambito familiare. Grazie a tutti. Assalamu alaikum. Grazie, siete state veramente brave. Avete fatto un discorso che nessuno di noi può dire il contrario. Avete letto la storia come veramente è stata esistita. Quindi fate parte di noi. Siete veramente dei veri senegalesi adesso. Perché Serigne Touba l'aveva anche detto, i suoi veri talibi non saranno dei neri. Quindi voi fate parte veramente dei veri murid. Siamo molto contenti. Il discorso che hai fatto su Mama Anta Sali è un discorso veramente emovante e penso che tutti quanti, particolarmente tutte le donne, devono tirare sull'insegnamento di Soxna Anta Ndiaye Mbacké, perché grazie a Soxna Anta Ndiaye Mbacké Soxna Jaaratullahi è arrivato chez Mama Anta Sali. L'avete detto adesso. Quando Mama Anta Sali aveva deciso di prendere la 4ª moglie, lei decise di liberarsi, di farsi liberare. Penso che lì non possiamo dire che c'è stata la gelosia, ma possiamo dire che è stata una persona molto 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 gentile. Che Dio vi accordi la grazia a tutti quanti. Grazie mille. Infatti comme ni ma leen ko waxee woon rek moom mi doon def discours bi Soxna Anta Ndiaye Mbacké la tuddee boppam. kon nag ku ci nekk ci ñun na jàpp ni ambassadeur Cheikh Al Khadim la, ndax Serigne Touba moo ko waxoon. ku ne dégg na ci xisa yu yàgg yi ñuy wax ne newoon na samay taaliba dëgg duñ dégg wolof, te boo xoolee ci xaside yi bind na ko bi wax inu mu xaadimu nasara tura. ku ne dégg na xaside jooju, ku ko jàng xam ni bay di boo ko seetee ba ci biir xam ni loolu la doon tekki. kon ñii seen ñëwum ci biir lislaam ak seen dugub ci biir murit maanaam warut a bett kenn. li taxoon sëñ Bamba jéggal noon ya ñee taxoon. bu jéggalam jooju amul woon kon ñii duñu am, waaye bu dem ja amul woon ba dikk ji ñëw ji bañ di ko margal tey jii kon lii du am. kon yàlla nañ sëñ Tuubaa fayal sëñ Tuubaa, yàlla nañ suñu moom fayal sëñ Tuubaa, waaye ñun ñi féete sëñ ci sëñ Gaawaan yàlla nañ yàlla fayal sëñ Gaawaan mi nga xamante ne moo tax ñu bokk ci yoon bi.